Il calcio è bello per questo, perché quando magari giochi un poco poi arriva anche la difficoltà a fare gol. Però va bene così, è sicuramente una sconfitta che ci aiuta a crescere, ci lecchiamo un attimino le ferite. Faccio i complimenti alla Giardinallese che comunque ha portato un buon risultato a casa, ma ancora c'è il ritorno, quindi poi andremo lì sicuramente per fare sempre la nostra partita e cercare di ribaltare il risultato e soprattutto passare il turno. Va bene, non ci disperiamo, abbiamo visto che comunque abbiamo giocato, siamo stati molto sfortunati e il portiere ha parato l'infinito, ma va bene così. Abbiamo la quarta di campionato, proprio giochiamo contro questa squadra. Eh, Noi contiamo sicuramente di tenere i 3 punti per il grande cammino appunto in campionato. Assolutamente non siamo demoralizzati, ma anzi questa sconfitta ci deve un attimino cercare di rivalerci, soprattutto già domenica. Andando a vincere 3 partite consecutive in campionato, sicuramente questa partita in Coppa non va a delineare quelli che sono i nostri progetti. Sì, sono arrivati diversi giocatori, stanno dando tanto, si sono inseriti bene. Vediamo un pochettino cosa succederà domenica, ma io sono molto positivo e questa è stata semplicemente un incidente di percorso. Però, ripeto, le sconfitte sicuramente aiutano a crescere e a migliorare.